Se c'è qualche donna che ha problemi, noi saremo qua in prima linea, saremo al fianco del cittadino e senza chiedere niente. È l'ultima iniziativa di Forza Nuova Treviso in tema sicurezza. Mettersi a disposizione di chi per andare a casa o recarsi al lavoro deve passare per i punti caldi della città e teme di essere molestata o peggio aggredita. Perché la sicurezza è stato il tema dominante della mattinata di ascolto della cittadinanza in questo gazebo allestito nel cuore del quartiere di San Liberale. Hanno chiesto sicurezza, che una famiglia non può andare in mezzo alla strada di sera alle 8:30 e coprirsi il capo e scappare perché la gente dei corrieri ruba le borsette. Quello è il problema nostro. Treviso non è una città esistente e sicura come vengono detti. Questa è la città in cui il crimine è al 70%. Per questo, oltre alle passeggiate per la sicurezza già presenti in altre città del Veneto, qui si punta a dei presidi fissi, in particolare nell'orario di chiusura dei negozi, per togliere spazi a chi spaccia, vandalizza, molesta ed aggredisce, partendo già magari col nuovo anno da via Fiumicelli e dai giardinetti di Sant'Andrea. Ci metteremo in mezzo alle piazze a qualsiasi ora che sia e ci faremo presente che ci siamo anche noi, che non abbassiamo la testa.